Siamo in questo momento nel settore della Grecia che commercia... Nel settore del fine food. Qua è il settore dove si trovano olive, olio d'oliva, peperoni, frutta candita, cose del genere. Perfetto, diamoci del tu. Sì. Come ti chiami? Mi chiamo Panos Spiropoulos. Sono ingegnere elettrotecnico, ho studiato in Italia. Che bello! E nel mio procedere degli affari ho impiantato anche questa fabbrica e faccio frutti sottaceti. Ma da molto? La fabbrica è stata fondata nel 2002. Quindi una fabbrica giovane. 18 anni, 16 anni. E vivete soprattutto di export? Solo export, il 99% di questa fabbrica esporta il suo prodotto. No. E dove? Nell'Europa centrale, America e Canada. Stati Uniti e Canada. Capito. E la Grecia sappiamo che sta vivendo un momento di crisi. Certo. E ora le cose come stanno? Sta cercando in vari modi di uscirne, ma ancora ce ne vorrà molto. Visto che le politiche che si seguono non sono molto amichevoli per gli affari, quindi ci sono molte tasse abbastanza elevate e quindi i capitali non vengono facilmente in Grecia. Ho capito. Ma ti sei occupato anche di elettrotecnica? Sì, sono ingegnere elettrotecnico e sono costruttore. Ho costruito abbastanza di queste fabbriche che si trovano nella mia zona, tutti i settori. In quale zona sei tu della Grecia? Della Tessaglia, specialmente di Trikala, della Grecia centrale. E lì ho costruito dei miei clienti, anche fabbriche che fanno biscotti, producono olio d'oliva, latticini e cose varie. Ascolta, in Italia quanto tempo sei rimasto? In Italia sono venuto nel 1980, mi sono laureato nel 1987 e sono rimasto fino al 1990 in Italia, per vari motivi. Sì. Sia d'affari che altri. Sentimentali anche? Anche. Sei sposata con un'italiana allora? No, sono sposato con greca. Ah, ho capito. E quindi la situazione della Grecia ora come la vedi? In prospettiva anche? La situazione della Grecia ora è una situazione nella quale noi greci dobbiamo fare molto per uscire da questa situazione e quindi dobbiamo lavorare da soli, che nessuno deve venire ad aiutarci perché non vuole venire ad aiutarci. Da soli dobbiamo tirare fuori la Grecia da questa situazione. Tuo nome e cognome com'era, hai detto? Panos Spiropoulos. Non darò il mio ability. Ah sì, dammelo che così lo teniamo. E in greco sia il greco che... Ah, benissimo. Allora ti facciamo i migliori auguri. La ringrazio. Per la tua azienda e per parlare con voi e sentire la mia lingua del mio secondo paese. Noi siamo figli della Grecia. E io sono... innamorato dell'Italia, visto che ho passato la mia gioventù in Italia. Ah certo. Bocca al lupo allora. Grazie tanto.